in fuga ed è Van der Arden stesso che si incarica di chiudere il buco. Intanto ricordiamo che a Vittorio Veneto il giro era già terminato nel 47 con vittoria di Adolfo Leoni, nel 61 successo di Renato Giusti, nel 66 vittoria di Scandelli, Farisato nel 68, nell'85 la contestatissima volata con Pagnin che taglia per primo il traguardo mentre è Portiglio che attacca, secondo Bombini, poi squalificato Pagnin, vittoria Bombini. Evidentemente Pagnin balza sempre alla ribalta in queste zone quando sente aria di casa. Pagnin, ottimo corridore, deve farsi notare per episodi di questo tipo. Van der Arden, a questo punto tu pensi che Van der Arden stia cercando di propiziare, visto che lui che va in prima persona a chiudere tutti i buchi, cerchi di propiziare uno sprint di Freuler? Io credo che sarà Freuler a far la volata, perché già Van der Arden è già 2 o 3 volte che lo vedo in testa e credo che gli tirerà la volata a lui. Infatti abbiamo visto prima Nulens, poi Van der Arden, e già la posizione di Van der Arden dimostrava come Van der, ecco ancora Piper in testa, Van der Arden in seconda posizione, Van der Arden che si sta impegnando a fondo, però ricordiamo che c'è anche Di Basco in questo gruppetto e Di Basco che ancora non vediamo nelle prime posizioni. Intanto ecco Pop nella scia di Gavazzi, Gavazzi può lanciare lo sprint a Di Basco, ecco qua Freuler, poi c'è Norris, poi c'è Giovannetti, Saligari. Ripetiamo che il gruppetto di testa è composto da Bottoia, Di Basco, Bombini, Votolo, Petito, Jürgen Müller, Suarez, Piva, Furlan, Jerman, Freuler, Portiglio, Redant, Giovannetti, Pizzol, un ragazzo che abbiamo già visto tra i piazzati parecchie volte in questa stagione, Van der Arden, Gavazzi, Saligari, Bordonali, Vanni, Elli, Piper, Ghirotto, Pop e Norris. Siamo all'ultimo chilometro lanciato, lo sprint, vediamo due curve, intanto il gruppetto degli inseguitori, mentre in testa al gruppo c'è Giovannetti, una delle 3 punte della Ecoflam, che è stata un'altra rivelazione di questa stagione, la formazione diretta da Valdemaro Bartolozzi dal GIS Ecoflam, con appunto Giovannetti, Baffi e con Van der Velde al giro. L'arrivo è in leggera discesa, quindi estremamente difficile rimontare. Prima semitappa, ricordiamo che il giro si concluderà nel pomeriggio con un cronometro di 43 km, tra un'oretta si concluderà anche, anzi inizierà il circuito finale dei dilettanti sprint. Siamo ai 100 metri, c'è Freuler al comando, ma attenzione Di Basco, Freuler su Di Basco che protesta giustamente perché sulla sua strada si è trovato un paio di fotografi che non gli hanno consentito di rimontare. Giustissima